È qui con noi adesso Raffaele Padrone del Sindacato della Polizia, grazie per essere qui con noi questa sera. E per quanto riguarda la polizia, la notizia un po' che ha girato il web e non solo la scorsa settimana era la questione delle mascherine rosa che sono state rifiutate, sembra, dalla polizia, e c'è stato una sorta di caso mediatico perché sembrava che il problema fosse il colore rosa, che è appunto troppo femminile per i poliziotti. È questa la realtà dei fatti? Ma al di là del colore rosa o blu o nero, insomma, sappiamo benissimo che la distinzione è sempre stata fatta da quando siamo in grembo dalla mamma, che il rosa indica le femminucce e il celeste quello dei maschietti. In ogni caso siamo in un momento di pandemia e accettare una mascherina, come vedete, insomma, è stata imposta dalla FP2 e siamo costretti a mettere questa mascherina. Ma di là è stata una polemica. Innanzitutto premetto che una protesta puerile, dico puerile perché insomma è stato accertato che si trattava di un errore di spedizione. Purtroppo alcune questure, la più vicina a Venezia, 4-5 questure hanno ricevuto dal Ministero della Salute, hanno ricevuto le mascherine di colore rosa che erano destinate alle scuole. Allora, se da questo dobbiamo far nascere una polemica perché vogliamo dire ci siamo anche noi, ogni sindacato fa l'attività politica sindacale che vuole, a me dispiace, però sapevano benissimo che questo non poteva essere accettato e non poteva essere un'imposizione del Ministero dell'Interno, quando già sappiamo benissimo che per il decoro della divisa sono vietati qualsiasi indumenti che non fanno parte né degli indumenti della consegna della polizia, ma tanto più che nel 2019 proprio il capo della polizia aveva emanato una circolare dove si ribadiva che indossare qualsiasi altra cosa al di fuori di quello che è stato consegnato dall'amministrazione, anche comprarsi una semplice polo anziché quella consegnata, poteva essere una motivazione per essere richiamati e talvolta puniti. Anche per le mascherine qualcuno è stato indicato, è stato punito perché non erano le mascherine di colore consono, usiamo questo termine, al colore blu della divisa. Quindi fosse stata gialla o verde, era comunque problematico. Comunque essere stato un problema da non indossare, ovviamente, perché incorri in determinate situazioni. Quindi far tutto, cioè ne hanno parlato, sembrava una questione di Stato veramente, ne hanno parlato i giornalisti hanno fatto il loro lavoro, ma i sindacalisti di un determinato sindacato hanno voluto far vedere che c'erano, e molto probabilmente questa è stata la giustificazione che do da sindacalista per far emergere il nome del sindacato. Le problematiche della polizia non sono proprio queste, non sono proprio quelle della mascherina. Le motivazioni che io dico sempre, le problematiche sono molto più serie. Premetto che domani, che è il 18 di gennaio, c'è proprio un incontro col capo della polizia per tutto il vestiario della polizia per le nuove consegne, dove aspettiamo anche, a parte i giubbotti tecnici, nuovi maglioni, nuove giacche, un rinnovo a quello che è stata gli indumenti e soprattutto la stoffa e la materia prima delle divise della polizia, ma anche si parlerà sicuramente anche di questa consegna di taser, che sono lo strumento non offensivo che serve alla Polizia di Stato, ma a tutte le forze dell'ordine. Ho visto un filmato che sta circolando sui web da ieri, dopo che un vigile urbano pare in servizio in attività di controllo di un quartiere di Milano è stato aggredito. Anche lì le polemiche possono nascere, sono tantissime,
dalla tipologia del servizio, dalla reazione, tantissime, però anche lì io non mi permetto di giudicare quel momento, perché so benissimo che fatalità ci sono solo quei secondi di un filmato e non si vedono quelli prima. Così come è successo nella situazione di Milano. A Milano abbiamo visto sono nate delle denunce chiaramente di violenza su delle ragazze, anche lì vediamo determinati momenti, non sappiamo quello che è successo prima, se fossero stati insieme in un bar a festeggiare fino a quel momento o se queste persone ubriache sono arrivate lì e hanno molestato le ragazze. Però quello che dico io, il problema è proprio nel numero di agenti che sono stati impiegati a Milano in quel momento. Ma questo è. Adesso, io lo dico da sempre, però una città come Milano, che non ha personale da impiegare, soprattutto in questo momento, dove più del 40% dei poliziotti minimo sono in quarantena. Quindi arriviamo a delle situazioni che veramente devono farci riflettere, devono entrare sui giornali, devono farci entrare sulle televisioni. Non il colore della mascherina, che è una cosa, ripeto, assurda, perché nessuno poteva indossarla, non si voleva, non si poteva indossare. Quindi detto questo, bisogna dare anche qualche notizia positiva di quello che è la provincia di Pordenone. Al 23 di febbraio, come vi dicevo tempo fa, arriveranno 5 nuovi agenti, 5 persone che hanno chiesto dopo 20 anni di rientrare in città a Pordenone. 9 arriveranno a giugno, però la data ancora di giugno non la so, perché ancora è dettata chiaramente da tutta la movimentazione, quindi 9 a giugno, e a giugno 2 arriveranno alla Polizia Stradale di Pordenone e 1 alla Polizia Ferroviaria, sempre di Pordenone. Quindi un attimo per rinfrescare la matematica, perché purtroppo nel 2022, quest'anno, sono almeno 27-28 persone che sicuri vanno via, poi si aggiungono automaticamente le persone che hanno i requisiti minimi per lasciare il servizio, e anche questi potrebbero fare a sorpresa una domanda per andarsene. Questo è la cosa grave, senza parlare del 2023, dove veramente avremo un default all'interno della questura di Pordenone, ma non solo, all'interno della Polizia di Stato. Quindi queste sono le gravi situazioni, non le mascherine. Grazie a Raffaele Padrone per essere stato in nostra compagnia, ci rivedremo lunedì prossimo. Senz'altro, grazie. Nuove minacce ai danni del presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Questa volta la scritta intimidatoria in vernice nera è comparsa a Maiano sul muro esterno dell'ex supermercato lungo la strada regionale 463.